fare chiarezza su alcuni grossi contratti stipulati che in Veneto l'amministrazione pubblica ha stipulato con i privati. L'eurodeputato Sergio Berlato va all'attacco di quella che definisce project financing alla Veneta. In Veneto si dovrebbe verificare subito se il sistema del project financing sia stato concepito per garantire servizi utili ai cittadini o per garantire guadagni folli a pochi privati. Una richiesta precisa che parte dall'eurodeputato di Forza Italia Sergio Berlato, secondo il quale in giorni in cui con l'insediamento del nuovo governo tanti politici locali si occupano di temi nazionali, sarebbe invece più giusto che ogni regione guardasse al proprio interno per verificare come vengono spesi i soldi dei propri cittadini. Berlato mette in discussione ciò che definisce il sistema del project financing alla Veneta, verificando il livello di interessi pagati dall'ente pubblico a pochi privati, che secondo l'eurodeputato stranamente parrebbero essere sempre gli stessi. Allora si potrebbe verificare, conclude Berlato, se non sia stato sforato il limite dell'usura, condizione questa che, se accertata, permetterebbe alla Regione del Veneto di rimettere in discussione tanti contratti stipulati con i privati per liberare un'enorme quantità di risorse finanziarie da utilizzare subito a favore di cittadini, famiglie e imprese.